È pronto il programma di sviluppo rurale del Veneto per gli anni 2014-2020. Il testo è stato presentato a Palazzo Balbi di Venezia dall'assessore regionale all'agricoltura Franco Manzato. Di fianco a lui c'erano i principali attori del tavolo verde che sono stati impegnati in un tavolo di concertazione durato molti mesi. È un lavoro che ci ha visto spendere moltissime ore, moltissimi giorni, dovrei dire anche qualche anno, perché siamo partiti nel 2011 con la conferenza veneta per l'agricoltura, da lì gli Stati Generali hanno predisposto le linee strategiche e siamo arrivati al tavolo verde facendo sintesi, quindi una sintesi strategica, non risorse a pioggia ma tutti destinati al mondo agricolo. L'accordo raggiunto si è tradotto nella stesura di un documento strategico per l'agricoltura veneta per i prossimi 7 anni. Entro il 22 luglio la Commissione europea avrà 6 mesi di tempo per fare le sue osservazioni. Da gennaio 2015 il PSR sarà operativo. C'è soddisfazione da parte delle organizzazioni professionali agricole per il risultato ottenuto. Ritengo che sia un buon lavoro, un buon percorso condiviso con le organizzazioni e con l'assessorato. Punta chiaramente a incentivare gli investimenti nelle aziende agricole per permetterle di essere competitive sia sul mercato interno che esterno e tiene conto anche delle debolezze che ci sono all'interno della regione, come possono essere le zone montane, di cui vengono indirizzate risorse importanti sia per gli investimenti sia anche per sostenere gli svantaggi strutturali che hanno con misure semplici come l'indennità compensativa. Credo che sia importante, diremo, il supporto che verrà fatto attraverso gli organi istituzionali al credito delle singole aziende, al fine che l'investimento sia effettivamente completato e non come nel periodo precedente si venga a trovare le aziende con investimenti iniziati e che non possono produrre perché non ultimati. Sì, un giudizio assolutamente positivo. È chiaro che la nostra posizione andava oltre quello che è il risultato, ma la mediazione ci soddisfa. Sostanzialmente apprezziamo molto che si siano concentrate le risorse negli investimenti nelle aziende agricole. I dati dati dall'assessore sono significativi, più del doppio rispetto al passato, di concentrare proprio queste risorse per far fare un salto di qualità alle nostre aziende in termini di competitività. Abbiamo fatto un po' uno spezzatino, avremmo preferito che non ci fosse stato l'assalto alla diligenza, ci sono state inserite coltivazioni che certamente non sono a forte rischio di sopravvivenza come invece è tutto il settore zootecnico. Avremmo quindi preferito una destinazione maggiore di risorse a dei settori, esempio quello zootecnico in primis, più mirata, lasciando fuori magari qualche coltura che certamente ha meno problemi, ma ne ha di meno di quanto è il settore zootecnico. Questa è stata la mediazione, tipo il riso, tipo il pomodoro, eccetera, perché sappiamo come vanno in queste cose, nel senso che poi questi soldi che vanno agli agricoltori poi vengono defalcati dal prezzo e quindi sono soldi che noi diamo all'industria e non va bene.